2 mesi di buio totale per lo sport, che non è solo prerogativa dei campioni. In Veneto, per fare un esempio, solo la WISP conta su 60.000 iscritti, in buona parte appassionati di ogni età che nell'attività fisica trovano ristoro, convivialità, ma anche e soprattutto salute. Adesso tutti hanno il desiderio, non vedono l'ora di uscire, ma in realtà si presentano anche situazioni psicologiche di incertezza e di doversi quasi riabituare ad avere contatti con gli altri, seppure a distanza, no? Quindi lontani ma vicini, cioè, e quindi dobbiamo rimodulare tutta la nostra proposta sportiva affinché le persone ricomincino a muoversi un po' in sicurezza. Ecco. Claudia Rutca, presidente della WISP del Veneto, ha coinvolto un altro componente della consulta dello sport, Andrea Albertin dell'ASI, nello scrivere al presidente Zaia le ragioni dello sport per tutti, agonisti, amatori e anziani. Diciamo la programmazione, la progettazione di centri estivi, oltre che per i bambini, anche per tutte le età. Quindi per gli adolescenti noi siamo titolari come WISP di un progetto che si chiama Indisciplinati che ha avuto un grande successo ed è stato finanziato anche dalla Regione del Veneto nell'ambito del piano regionale di prevenzione. E anche naturalmente per adulti e per gli anziani, che in questo momento sono forse quelli che avrebbero bisogno di essere aiutati a reinserirsi in società. E per quello abbiamo chiesto che ci venga finanziato la ginnastica a domicilio, che ha un costo molto elevato perché è un rapporto 1 a 1, se non 1 a 2, quindi l'istruttore va a casa della persona e pian pianino lo aiuta a recuperare un po' di tono fisico per riportarlo fuori. Di questa ginnastica a domicilio ci sono esperienze precedenti o sarebbe una novità fatta per il momento? Sì, è proprio ginnastiche le abbiamo fatte da diversi anni, soprattutto a Rovigo, ma anche qui a Venezia, eccetera. È naturalmente un'attività a progetto, a termine anzi, meglio definirla. Proprio serve per aiutare quelle persone che per un motivo qualsiasi, e il coronavirus è perfetto, può essere appunto dovuto a questione di malattia, a questione di convalescenze lunghe e di altre situazioni per cui l'anziano o la persona che ha qualche problema non è più riuscita a venire in palestra e quindi ha perso il giro degli amici, si sente insicuro, ha paura ad uscire da solo, no? E quindi questa attività si inquadra molto bene e aiuta, non so, per un po' di sedute, un po' di giorni, a rassicurarlo e a ritornare in palestra o in questo caso, non so, a fare il serpentone di cammino, perché gruppi non si possono più dire, ma serpentone di cammino sì, in parco. 1000 progetti per tutte le età, ma con grandi difficoltà economiche per poterli lanciare. Anche le sedi degli enti di promozione sportiva o comunque le sedi sociali avranno difficoltà a riaprire, proprio perché appunto riaprendo in sicurezza siamo considerati come delle imprese e quindi ci sono tanti costi da sostenere e speriamo che appunto accolgano in qualche modo. So che la Regione sta pensando appunto a recuperare anche dei fondi che si ricordino anche di queste attività, insomma.